Bene, eccoci qua. Oramai la situazione la conosciamo tutti. Viviamo sotto una dittatura capitanata da uno Stato di non diritto che ha fatto dell'illegalità la propria bandiera. Pupazzi, servi, emeriti leccaculo di questa Europa che non ci rappresenta e ogni giorno siamo costretti, causa una crisi truffa, a pagare anche l'aria che respiriamo, per pagare i loro privilegi, per pagare i loro vizi. Poi cosa succede? Ogni giorno, appunto, ti arrivano queste, Equitalia. Arrivano queste, non so come definirle, oramai lo abbiamo detto in tutte le lingue, noi non paghiamo più. Anche questo ente mafioso e usuraio lo deve capire. Deve anche capire che ha i minuti contati, perché noi italiani di pagare ci siamo rotti i coglioni. Bene, ho fatto vari video dove dicevo questo. Vediamo se questo messaggio lo capisce meglio. Arrivo subito. No, perché il problema è che noi siamo chiarissimi, sono loro che non sentono. Allora, detto questo, io prendo e faccio così. Cara Equitalia, questo messaggio ti arriva bene, diretto, o ti dobbiamo ancora far capire in modo diverso qual è la situazione? Noi non paghiamo più e allo Stato questo messaggio deve arrivare come un mattone, wow, perché la violenza siete voi. Noi siamo soltanto quel popolo costretto sempre tra ricatti, burocrazie, bugie e a volte anche suicidi. Il nostro futuro non si svende. Quindi, cara Equitalia, vado a dire al comandante, perché noi non paghiamo più. Buona giornata.